Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Slitta di un mese la riapertura del viadotto Cannavino, il completamento dei lavori è previsto per fine ottobre. La protesta di commercianti e istituzioni, il 15 è fissato un incontro in prefettura e il sindaco di Celico Falcone annuncia: siamo pronti alla diffida. Ci racconta tutto Rosa Baldino, sentiamo. Ripresi i lavori sul Cannavino, la riapertura del viadotto attesa è prevista per il 30 settembre, la scadenza però l'ANAS conferma non sarà rispettata. Purtroppo il 30 settembre non riusciamo a riaprire, molto probabilmente per fine ottobre apriremo il Cannavino. Chiaramente quando si fanno interventi strutturali su ponti e strutture di grande complessità, gli imprevisti sono sempre in agguato, quindi abbiamo ritardato un po' per colpa dell'appaltatore, un po' perché abbiamo voluto accertarci delle condizioni della struttura facendo tutte le indagini possibili, che chiaramente potevamo fare soltanto a struttura aperta. Siamo intervenuti per alleggerire la struttura, renderla più sicura, chiaramente intervenire sugli avvallamenti presenti, eliminare le vibrazioni che potevano essere indotte dai mezzi in transito, in modo da chiudere questa prima fase e riaprire al traffico. Cosa significa questo per un territorio vasto che ha già sperimentato e sopportato lunghi mesi di sacrificio, di crisi economica? Lo sanno bene i commercianti di Spezzano della Sila che hanno le attività sulla 107, l'aumento del traffico nei paesi interessati dal percorso alternativo e ora con l'inizio delle scuole si teme il caos. Non mi sembra giusto che le cose vengono gestite in questo modo. Stiamo parlando di un'arteria importantissima, la gente giustamente oramai ha perso la fiducia anche nelle istituzioni, perché secondo me non devono essere gestite le cose in questo modo. Ci sono dei problemi, se ne discute, si mette al corrente la popolazione anticipatamente, ma non bisogna apprendere le notizie tramite gli organi di stampa, come infatti il prefetto ha indetto una riunione dopodomani a mezzogiorno proprio per discutere di questa cosa. Il sindaco di Celico si dice pronto alla diffida. Ho già avviato delle azioni legali per diffidare l'ente proprietario insieme a chi vuole fare parte di questa diffida con le attività commerciali e con tutti gli altri utenti, perché non è più possibile. Nel mese di agosto non si è fatto nulla. Cioè l'azienda non ha lavorato, le imprese non hanno lavorato, cioè non si gestisce un problema così serio con questa superficialità.